Rappresenta la piccola provincia di Enna e con la sua schiettezza e la sua semplicità nella scrittura arriva diretto ai suoi lettori. In nomination Riccardo Caccamo. Intellettuale nella sua scrittura, pulito ed efficace nel raccontare storie e territori, una penna sopraffina come la provincia che rappresenta, Siracusa, terra di dicitori e cultura. In nomination Vincenzo Rosana. Nella sua lunga esperienza ha avuto la capacità di diversificarsi dalla cronaca nera alla giudiziaria. Ha pure scritto di sport, parlando della sua amata Caltanissetta. In nomination Alessandro Silverio. Racconta da sempre la storia calcistica della sua città, Trapani. Lo fa con parsimonia e dedizione, parlando e scrivendo di una città che ricerca un ruolo importante per la Sicilia. In nomination Enzo Biondo. Preciso e competente, educato autore delle faccende calcistiche peloritane, lucido osservatore, mai irriverente, la sua provincia messinese lo loda per la sua semplicità e chiarezza. In nomination Francesco Gugliotta. Tenace e preparato, attento osservatore di dinamiche sportive e non. Da quasi 20 anni voce e volto di catanista e specchio di una Catania che ama e che vorrebbe sempre al top. In nomination Attilio Scuderi. Elegante e garbato, questo suo stile ha caratterizzato il suo percorso professionale nella provincia agrigentina. Parla da sempre di politica, di fatti e di sport in maniera comprensibile e lineare. In nomination Giuseppe Barbara. Giornalista anche di carta stampata, ha lavorato in radio, in TV, adesso sul web. Il suo percorso di crescita negli anni è stato continuo, vive a Palermo e diventarne protagonista non è mai facile. In nomination Michele Sardo. È uno dei volti più conosciuti ed apprezzati della TV siciliana. Duttile al punto giusto, critico se necessario, uomo squadra, esempio di professionalità e competenza per la sua provincia ragusana. Da sempre punto di riferimento costante. In nomination Salvatore Cannata. Ettore, sicuramente vedere questo pubblico è una gratificazione per tutto il lavoro che hai fatto in vista di questo premio, che non è il solo che tu organizzi. Sì, diciamo che Play Village si occupa da un paio di anni a questa parte di alcuni eventi, uno su tutti i Penalty Awards, che è il galà del calcio dilettantistico siciliano, ma sottolineerei anche questa iniziativa dedicata a un grande campione che è stato Pietro Nastasi, un siciliano doc, un catanese doc, che è giusto ricordare. Lui è morto nel 2020, questa è la seconda edizione. Lo scorso anno a Mistretta, nella provincia di Messina, abbiamo inaugurato questo momento dedicato interamente a lui. È una gara anche tra giornalisti siciliani, 9 giornalisti, uno per ogni singola provincia, che si battagliano ma nel nome della sportività. Un grande sport come il calcio va onorato anche con questo gioco tra giornalisti. Ciccio Colombo, noi abbiamo sentito diversi protagonisti del mondo giornalistico in poll per una premiazione.
venuto il momento di sentire qualche testimonianza di chi ha conosciuto Pietro Anastasi. E allora, il ricordo che la lega di più. Allora, il ricordo che ci lega di più in quei tempi era per noi giovani, era un punto di riferimento, era un orgoglio avere un siciliano che faceva parte prima del Varese, poi della Juventus e ancora di più poi parte della nazionale. Noi eravamo tutti orgogliosi di questo giovane emergente che faceva parlare di sé, dicendo poi che io ho fatto parte della Massimiliana. Io sono più piccolo di lui, ma quando lui veniva a trovare, che scendeva giù a Catania, veniva a trovare i suoi ex compagni, ho avuto modo di poterlo conoscere ed è stata una persona splendida sotto ogni punto di vista, dal lato caratteriale, dal lato poi, non parliamo dal lato giocatore perché era un istintivo che era imprendibile, perché non sapevi mai dove andava. Noi che abbiamo vissuto diverse generazioni, possiamo dire quella di allora che ho vissuto io e man mano quella che è cresciuto e tutti ai giorni d'oggi. Certo, la nostra era un calcio, diciamo così, genuino, non è che oggi fosse chissà che cosa che non è genuino, però i tempi, i modi sono cambiati, è cambiato il sistema, la vita. È tutto diverso da allora che giocavamo noi. Però, come si dice, la tecnica è rimasta sempre uguale, il modo di preparazione è come le macchine che allora andavano a 200, ora vanno a 300 km/h. Però il giocatore se ha le doti le mette in evidenza. Un'occasione importante. Come Associazione Siciliana della Stampa, io sono il segretario provinciale della Stampa a Catania, abbiamo subito sposato questa causa, un ricordo importante, un nome che ha fatto la storia del calcio italiano, un catanese, Pietro Anastasi, che ha dato lustro anche alla nostra città. La sua figura si è contraddistinta non solo a livello calcistico ma anche a livello di riscatto sociale. Un meridionale che lascia la sua terra per andare al nord e lì è riuscito a dare il meglio di sé. Ecco, oggi noi siamo qui per ricordare questa figura e il giornalismo deve contribuire a far veicolare dei messaggi importanti. Un calcio che ormai purtroppo non c'è più, sappiamo tutti le recenti cronache che hanno visto il calcio purtroppo macchiato. Negli anni sono diversi gli episodi, ecco, quel calcio di una volta, quel calcio che ha visto trionfare Pietro Anastasi non c'è più e noi invece come giornalisti dobbiamo continuare, dobbiamo promozionare gli sport sani, il calcio ma anche tutti gli altri sport che creano aggregazione, che creano socializzazione. Quindi che ben vengano iniziative come queste e come Associazione Siciliana della Stampa noi ci saremo sempre. A Sostampa, dialogo con Ussi, il sistema funziona? Sì, Lussi è un nostro gruppo di specializzazione, Lussi anche lo scorso anno è stato vicino a questa manifestazione, i giornalisti sportivi sono sicuramente tra i più numerosi della nostra categoria e la Stampa è fiera, come dicevo, di essere qui con Lussi, che è una propria costola, ma anche come categoria in generale siamo vicini a questa iniziativa. Entro Di Stefano, occasioni come queste di vedere tanti giornalisti e per di più provenienti dalla Sicilia è veramente qualcosa di eccezionale, riesce solo grazie a questo premio organizzato da Ettore Tortorici, ma con in mezzo Ussi e Sostampa che sicuramente danno una grossa mano. Sì, intanto l'avranno fatto sicuramente tanti prima di me, ma intanto vanno fatti i complimenti a chi si è speso nell'organizzazione di questo momento. L'hai detto tu, il buon Ettore Tortorici, che non so dove trova ogni volta la forza di volontà per cimentarsi in queste cose, però complimenti, e poi Lussi alla sua Stampa. Parliamo anche alla figura di un calciatore che le nuove generazioni non conoscono, quelle un po' meno recenti come generazioni probabilmente ne hanno sentito soltanto parlare, quella mia è un po' a metà, che sa quali sono state le gesta compiute da Anastasi e sa anche insomma qual è il valore del ricordo di un campione, perché un campione lo è stato sul campo in maniera vera e propria qui dalle nostre parti. Probabilmente questo esercizio di memoria attraverso un premio ci aiuta anche in qualche maniera a fare capire quelli che sono stati i valori di un tempo del mondo del calcio. Oggi
Il calcio vive di una problematica che tu puoi anche testimoniare, ma adesso è un problema insomma un po' di tutta la provincia, quella dell'impiantistica sportiva. All'epoca c'erano questi problemi di impiantistica sportiva, però forse meno esigenze e si riusciva a arrivare in alto lo stesso. C'erano meno esigenze sicuramente, però al tempo stesso c'era anche la consapevolezza che chi era al nord era sempre avvantaggiato rispetto a chi era al sud proprio per un problema di infrastrutture. A distanza di decenni le cose non sono cambiate purtroppo di molto e dovremmo riflettere seriamente su tutto questo, perché continua non soltanto questo gap che è strutturale, ma è anche nella scoperta di talenti, di vivai, perché di questo parliamo quando si parla di una carenza di strutture, e con queste cose non possiamo fare finta che non accadano e che non ci siano. Giovanni Marchese, una bandiera del calcio a Catania, come bandiera è stato Pietro Anastasi, e sicuramente in questi contesti dove si vedono colleghi giornalisti che trattano di calcio, di sport in generale, calciatori che sono stati bandiere, si sta sempre bene. Comunque per me innanzitutto è un onore essere qua, ringrazio per l'invito. Oggi si parla di un grossissimo ex calciatore e anche una grandissima persona, quindi sono felice di essere qua. A distanza di 3 anni dalla sua scomparsa vedo che la gente è ben ricordato ancora Pietro, e questo fa veramente piacere alla famiglia e a tutti i catanesi. Quindi veramente ringrazio tutti per quest'amore che dimostrate nei confronti di Pietro Anastasi. Sono tanti i ricordi. Un ricordo è quando lui aveva qui la casa al mare a Rometti, in provincia di Messina, e quando ci invitava ad andare lì al mare ci accoglieva sempre con un sorriso proprio, e così era sempre molto contento, allegro, e ricordo le nostre mangiate seduti a tavola, spensierato, era veramente contento di venire qui in Sicilia, nella sua terra. Lui appena arrivava a Catania, dopo qualche giorno voleva proprio ricordare le sue origini, e andare nel suo quartiere, il Fortino, di vivere i momenti lui da piccolo che andava a giocare. E sì, è rimasto veramente il Pietro di sempre, quel ragazzo veramente che scappava dalla scuola, forse non entrava neanche a scuola per amore di andare a giocare a calcio. Antonio Foti, un premio speciale per te, insomma, dedicato a Pietro Anastasi, è un premio sicuramente dovuto al tuo impegno a favore del Lussi, che oggi è nella giuria di questi premiati, giornalisti di questi colleghi. Comunque la motivazione, diciamo, per te è sicuramente quella di un impegno per cercare di avvicinare il più possibile il mondo dello sport al nostro mondo giornalistico. Il nostro impegno non è mio personale, ma di tutto il gruppo del Lussi Sicilia, almeno del Lussi di Sicilia che oggi io rappresento. È un premio giornalistico questo che organizza Play Village grazie ai buoni uffici di Ettore Tortorici, un premio giornalistico che sta diventando sempre più importante, seconda edizione. L'anno scorso ci trovavamo a Mistretta, adesso siamo ritornati alla base che è poi la provincia di Catania, e appunto rappresentiamo quella costola che fa parte del segmento della grande famiglia della Stampa Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che cerca di promuovere anche l'attività giornalistica fuori dai ranghi giornalistici, quindi non solo per gli addetti ai lavori, ma di coniugare insieme il verbo dello sport in tutti gli ambiti. Ecco, sicuramente queste manifestazioni consentono di avvicinare il giornalismo a quello che è lo sport. Spesso manca proprio un punto di aggancio che è la comunicazione vera e propria delle società sportive. Sì, purtroppo la nostra è una professione che sta vivendo un momento di crisi, diciamo, etica, morale. Noi new media hanno un po'
per certi versi ammazzato la professione. La professione però, quella vera, non muore mai, perché bisogna formarsi, bisogna iscriversi, avvicinarsi alle attività federali, in questo caso dell'associazionismo della RUSSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, che deve essere appunto tramite, soprattutto per i giovani, per le giovani leve che hanno tanta difficoltà ad avvicinarsi al mondo giornalistico, perché ormai stiamo vivendo, lo ripetiamo, lo ribadiamo in tutti i consessi, dei momenti particolari, non esaltanti, però noi siamo sempre lì in trincea a combattere per i diritti dello sport in questo caso, ma della professione in genere. Siamo con Fabio Capuana, segretario della FIGC Palermo, presente a questo evento importante dove si ricorda un grande del calcio italiano che è nato proprio in questa terra. È un piacere per me essere qui e non potevo mancare all'appuntamento di Ettore, ma soprattutto non potevo mancare, come l'anno scorso, alla memoria di Pietro, che è un campione che rappresenta la nostra terra, e quindi era doveroso per me oggi essere qui con voi. E c'è grande partecipazione e si evidenzia anche questo connubio tra sport, comunicazione e informazione. Oggi come va questo rapporto? Ma deve andare necessariamente a braccetto, perché la comunicazione è fondamentale nei nostri giorni e quindi lo sport ha necessità della comunicazione, e comunque in un mondo dove, tra virgolette, la democrazia è rappresentata dal poter raccontare ciò che accade, io penso che lo sport abbia bisogno veramente del mondo della comunicazione. Si è parlato tanto a proposito di crisi della carta stampata, ma i giocatori ancora il lunedì comprano il giornale per vedere le pagelle e altro, oppure si dedicano più ai social? Il mondo è sicuramente in evoluzione, quindi diciamo che la carta stampata sta vivendo un momento di crisi, ma devo dire che anch'io come i giocatori non disdegno comprare il giornale. Sempre bello. Sempre, è una tradizione. Chi ci incarta soltanto il pesce ha perso soltanto tempo. Esatto. Pietro Anastasi è importante ricordarlo non soltanto come calciatore o come uomo, ma per quello che ha rappresentato per il Sud e per la Sicilia. Anastasi ha rappresentato il riscatto di queste terre, di queste genti, quindi il fatto che lui sia stato protagonista del calcio italiano ed europeo e mondiale per tanti anni, questo raccoglie l'orgoglio di tutte le popolazioni di queste regioni. Anastasi è un mito da questo punto di vista. Ma è un'occasione molto importante, perché al di là del fatto di un premio, che fa sempre piacere anche far parte della nomina dei 3 nomi che poi si disputeranno questa gara finale, è importante essere presenti, perché è anche un momento di incontro tra i vari giornalisti del settore della carta stampata, della radio, della televisione, del web, quindi è un momento di confronto, è un momento di crescita, e poi è importante anche perché viene ricordato un personaggio di grande spessore umano quale Pietro Anastasi, è un grande atleta, e diciamo che un siciliano doc. Abbiamo sognato tutti insieme a Pietro Anastasi, e ricordarlo con un premio fa onore a coloro che hanno avuto questa brillante idea. Eventi del genere consentono di avvicinare sempre più il mondo dello sport, anche quello locale, anche quello che ci sta più vicino alla carta stampata, al giornalismo in generale, che sia web, radio e TV. Diciamo che oggi il mondo dello sport ci fa scrivere e parlare di altro più che dello sport, quello che si vive. Sappiamo tutti quello che sta succedendo in queste ultime settimane, però è importante perché il compito poi è nostro, di coloro che scriviamo,
vediamo, che raccontiamo gli eventi che non si limitano solo ad eventi legati al calcio, ma a tutto lo sport, perché lo sport è vita, lo sport nobilita, lo sport tende anche ad allontanare tanti giovani da quello che potrebbe essere il peccato, ecco, non commettere degli atti illegali, e lo sport fa questo perché oltre ad essere una palestra è anche un'agenzia educativa, e il compito spetta a coloro che hanno questo speciale risvolto umano, sociale, politico o culturale, proprio di far crescere nuovi giovani. Riccardo Caccamo, un momento sicuramente bello, conviviale, al di là di quella che è una piccola competizione, una nomination che fa parte comunque di quello che è un premio. È un momento bello per rivedersi tutti, di tutte le città della Sicilia, tutti i colleghi. Sì, assolutamente. Poi il premio o la competizione, come dici tu, è relativo. Il piacere di stare insieme un pomeriggio, ritrovarsi insieme a tanti amici, ancora prima che colleghi, e poi diciamo che vinca il migliore. Senti, il mondo dello sport, presentato diciamo una figura storica come Pietro Anastasi, oggi è di un'altra epoca completamente. Il mondo dell'informazione si è completamente trasformato. Quali prospettive in breve? Ci sarebbe da aprire un capitolo sterminato, ma in breve secondo te quali sono le prospettive del nostro giornalismo sportivo? Il nostro giornalismo sportivo è, come dicevi tu, in continua evoluzione, perché è un continuo rincorrere, soprattutto adesso che ci sono i social, che la notizia, prima quando c'era solo la carta stampata avevi le cosiddette 24 ore prima che andasse diciamo in stampa. Oggi è un continuo rincorrere e a mio avviso c'è troppa esasperazione, soprattutto nel mondo del calcio. Io sono un giornalista che si occupa diciamo di sport a 360 gradi, anche perché vengo da una piccola provincia come Enna, quindi dove c'è necessità di seguire, un cronista segue più cose, e nel calcio c'è troppa ancora secondo me esasperazione, quindi il nostro dovere sarebbe quello invece di mettere un po' di freno e cercare di non andare appresso a questa velocità, ma invece di mettere un po' di tranquillità nel mondo, in questo contesto. Alessandro Silverio, un premio come quello dedicato a Pietro Anastasi non solo è un ricordo alla memoria delle grandi gesta sportive della nostra Sicilia, di Catania in generale, della nostra Sicilia e dell'Italia meridionale, ma è anche un momento per rinsaldare il connubio tra giornalismo e sport, cosa che noi sostanzialmente viviamo tutti i giorni, come tu ben sai. Sì, è un bel connubio, devo dire, però sicuramente è qualcosa di veramente prestigioso poter partecipare, essere presente qui per una manifestazione, per un premio dedicato secondo me a uno dei più grandi calciatori italiani, una vera e propria leggenda che avrebbe meritato magari dopo la morte anche qualche riconoscimento in più, devo dire. Però questo premio è veramente qualcosa di importante per tutta la Sicilia, perché Pietro era siciliano a prescindere dalle squadre con cui ha giocato, e credo che il rapporto, il connubio sport, come dicevi tu, e informazione è ancora oggi molto importante, anzi direi determinante per la buona riuscita di un progetto sportivo, e quindi la comunicazione anche delle società rappresenta sicuramente un punto di forza se fatto bene. Alessandro, secondo te è un bene o un male l'evoluzione del giornalismo ormai tendente solamente al web e alla cultura dell'immagine? È un male perché il giornalismo fatto sulla carta stampata, non lo dico perché io insomma ho un'esperienza diciamo predominante sulla carta stampata, anche se ho fatto televisione, radio, perché leggere, avere qualcosa di concreto in mano, leggerlo è sicuramente dà più soddisfazione. Io mi auguro che questa crisi finisca, perché la cultura ha bisogno dei giornali. I giornali devono tornare ad essere un punto fondamentale dell'informazione, secondo me.
A Tiro Scuderi un premio sicuramente di prestigio, questo dedicato a Pietro Anastasi, che Ettore Tortorici propone in questa meravigliosa location di Petara. Il significato di questo premio per te, che di giornalismo sportivo tratti quotidianamente? Ma sai, intanto ringrazio Ettore Tortorici, ringrazio tutta l'organizzazione. È un premio che intanto ricorda uno dei giocatori più importanti, che ha segnato anche delle pagine importantissime a livello nazionale, perché ancora il suo gol che ha consegnato l'Europeo alla nazionale lo ricordano tutti, e poi ha segnato anche da catanese delle pagine importanti con una maglia prestigiosa come quella della Juventus. È bello essere qui, quindi grazie a Ettore Tortorici, è anche un onore stare qui con tantissimi colleghi per un premio che cresce anno dopo anno e secondo me assumerà la valenza sempre molto più importante. Un momento anche di confronto, di dibattito, perché oggi lo sport e il giornalismo devono essere un connubio indissolubile. Il giornalista non deve mai indossare una maglia, soprattutto per chi fa calcio, per chi fa sport, deve cercare sempre di raccontare, ma soprattutto di indagare. Io credo sempre nel calcio, in questo caso, che chiedersi il perché di come va una partita vada oltre al mero racconto del gol, del calcio d'angolo, dell'azione, e questo è importante. Il giornalista deve fare questo, deve essere un cane da guardia, anche perché oggi ormai il calcio a 360 gradi è un'azienda, i costi sono altissimi e quindi anche questo porta un panegirico di argomenti che vanno tutelati ma vanno anche analizzati. Enzo Biondo, oggi un crocevia di giornalisti siciliani, vengono da tutte le province, probabilmente non è da tutti i giorni vedere manifestazioni del genere. Assolutamente no, poi te lo dice uno che ormai si è avviato ai 40 anni di attività, e devo dire che il nome stesso di Pietro Anastasi, sai, è una sorta di calamita per forza, perché è stato, credo, che abbia incarnato più di tanti altri la nostra voglia di emergere, perché è un siciliano negli anni 60 che è arrivato alla Juve. Io ricordo tante cose di Pietro, ma una cosa non la dimenticherò mai: Juventus Lazio, a metà anni 70, lui in panchina, entra all'84esimo sul punteggio di 1-0, la partita finisce 4-0, tripletta di Pietro Anastasi. Credo che sia stato un mito e il suo ricordo è bello che chi organizza questo tipo di manifestazioni lo rinnovi, perché lo merita ampiamente. Ci sarà un giorno un nuovo Pietro Anastasi, secondo te? La vedo complicata per tanti motivi, perché come purtroppo ben sappiamo i settori giovanili sono penalizzati anche dalle nostre squadre. Io parlo per la mia esperienza, ma non soltanto della provincia di Trapani, ma anche di Palermo, eccetera. È difficile, però mai dire mai. Trapani c'è entusiasmo? Sì, devo dirti che c'è un doppio entusiasmo, perché l'avvento del presidente Valerio Antonini è sembrato tipo, sai, come colui che ha accompagnato dalla Stella Cometa, perché in effetti lo sport trapanese era molto in difficoltà. Valerio Antonini, al di là dei risultati che sta ottenendo, ha riacceso la speranza, e per una città che non ha altro a cui aggrapparsi, lo sport è l'elemento essenziale. Si rappresenta oggi la Sicilia giornalistica di chi fa sport e non solo. È un grande piacere partecipare a questo premio, anche se in nomination, però è veramente bello incontrare tra l'altro tantissimi colleghi. Venendo qua però ti racconto un attimino che è stata veramente un'impresa. Ti parlo da giornalista, questa situazione che è il collegamento tra Palermo e Catania è veramente una cosa allucinante. 3 ore per arrivare da Palermo a Catania. Per il resto dico, è stato veramente un grande piacere. Tra l'altro andiamo ad onorare un grande campione, anche se catanese, però nel cuore anche di tutti i siciliani. Campione che ha rappresentato la Sicilia al di là delle bandiere. Palermo-Catania poco importa, ha scritto la storia di pagine importanti della storia mondiale. Eh sì, un grandissimo giocatore che ha fatto le fortune della Juventus, della nazionale, anche della città di Catania. Come hai detto tu, è un patrimonio comunque regionale della Sicilia. Qua il campanilismo passa in secondo piano. Pino Barbara, sicuramente la grande esperienza sua nel giornalismo l'ha consentita di essere inserito nella nomination tra i premiati di questo premio dedicato a Pietro Anastasi. È un qualcosa che si aspettava in questi anni, diciamo, di carriera che ha fatto?
No, assolutamente no. Comunque ne è valsa la pena fare tutti questi chilometri per venire qui a pedare. È un motivo per me di orgoglio e di soddisfazione essere stato inserito nella nomination dei giornalisti, dei 9 giornalisti che rappresentano le altrettante province siciliane, e soprattutto è un prestigio perché è dedicato, intitolato ad un grande campione qual è stato Pietro Anastasi. Indubbiamente l'essere stato designato ad essere insignito di questo premio da parte di Ettore Tortorici è legato al fatto che io è da oltre 40 anni che vivo nel mondo dello sport e del calcio, e questo quindi è valso a far sì che la mia persona venisse inserita in questo elenco di premiati. Ecco, lei dall'alto della sua esperienza ci parlava appunto di 40 anni, insomma, di calcio, di sport, di cronache sportive. Ci potrà essere mai un giorno un Pietro Anastasi? Ma io credo di sì, ci sono diversi giocatori, chiamiamoli in erba, 22, 23, 24 anni, che potrebbero, uso il condizionale, emulare le gesta di Pietro Anastasi e diventare un campione come lo è stato l'ex bianconero. Mia amata Juve, perché da ragazzino ho sognato sempre questo bianco e nero, tutti. C'erano dei momenti che io, quando si perdeva così, non era il fatto non me ne fregava niente se si faceva gol, cioè mi dispiaceva che perdeva la Juventus, ecco, per me è una cosa, cioè per un tifoso che da ragazzino sogna di giocare a Juventus e poi arrivarci come ci sono arrivato io, è un sogno il massimo. Io un saluto speciale lo do a tutti quelli che mi ricordano volentieri, così con affetto, come io ricordo tutti con affetto, perché insomma ce l'ho tutti qua, adesso non è retorica, non è cosa, però per me la Juventus è stata il massimo, i tifosi, e io il cuore è sempre juventino e tutti i tifosi ce l'ho tutti qua. Anche quest'anno devo dire abbiamo voluto ricordare questa figura straordinaria di questo meraviglioso giocatore che partendo dalla Sicilia ha raggiunto vette straordinarie, non ultimo quella vittoria bellissima ai campionati europei del 1968, poi chiaramente tutte le varie vittorie con la sua squadra che è stata la Juventus. Era giusto omaggiarlo ancora, continuare ad omaggiare questa meravigliosa immagine di Pietro Anastasi. Anche questa sera tantissimi uomini che hanno vissuto con lui un certo periodo storico di una Catania degli anni 60 che partiva con le valigie cercando di trovare fortuna fuori dalla nostra bella Sicilia. Alcuni ci sono riusciti, altri sono diventati dei professionisti e lui, soprattutto lui, è diventato un grandissimo campione. Ricordando principalmente che nella vita può sempre capitare il momento giusto. Per Pietro arrivò il momento giusto con lo sbarco nella Juventus e poi con il grande successo nella nazionale. Ne valsa la pena percorrere tanti chilometri ed arrivare qui e partecipare a questo meraviglioso evento. Sì, e questo è un evento importante perché ancora una volta mettiamo in gioco il giornalismo siciliano con 3 sezioni: la sezione dedicata ai giornalisti di carta stampata, la sezione dedicata ai giornalisti radio, tv e web ed infine quelli sportivi proprio specialistici. 9 giornalisti, 1 per ogni provincia, perché il nostro è un premio regionale, quindi è giusto che ci sia la valorizzazione di tutti i territori siciliani. Ma io ero un istintivo, cioè qualcuno mi diceva che io stoppavo male la palla e poi la andavo a riprendere. Invidiosi? No, beh, non lo so, forse ero troppo veloce per quello accettato, magari arrivavo un po' prima della palla, non lo so. Comunque ero un istintivo, cioè il calcio è anche istinto e fantasia.